Friuli, il giorno dopo. Queste sono le prime immagini del terremoto, adesso che si è fatto giorno. Immagini che paiono di una guerra perduta, senza più superstiti, scappati o sepolti fra le macerie, morti o sopravvissuti sotto le pietre. Bisognerà aspettare per saperlo, quando sarà possibile contarsi. Le prime notizie pervenute a Roma, al Ministero dell'Interno, non offrono ancora le dimensioni esatte della tragedia, ma sono sufficienti a far scattare con i soccorsi il complesso meccanismo della macchina dello Stato. L'ispettorato di zona dei Vigili del Fuoco avvia i primi reparti. Le notizie sono ancora incomplete, ma dicono che l'epicentro del terremoto interessa le province di Udine e Pordenone e tutta la zona dell'arco subalpino. 2 province e decine di paesi che presto ci diventeranno familiari. Artegna, Buia, Forgaria, Gemona, Magnano, Maiano, Montemars, Osoppo, Trasachis, Benzone, Vito d'Asio. Sono i nomi che recano i primi bilanci della catastrofe nella sala operativa della Protezione Civile al Viminale, da dove viene indirizzata l'opera di soccorso. A Roma è un affluire costante di dati che aggiornano le dimensioni di un disastro che di momento in momento si va dilatando entro i contorni di una sciagura nazionale. Centri colpiti è già al lavoro il sottosegretario Giuseppe Zamberletti, immediatamente nominato dal ministro dell'Interno commissario del governo per le zone terremotate. Sarà lui, con l'ispettore generale capo dei Vigili del Fuoco, ingegner Giomi, a coordinare le operazioni previste dall'Organizzazione della Protezione Civile per l'assistenza alle popolazioni colpite da sinistri, testimoniando la presenza di uno Stato che ha dovuto mettere a frutto la drammatica esperienza di altre sciagure nazionali. È ancora troppo recente il ricordo del Belice, ma il Friuli è già una calamità più grande. Anche se all'inizio mancano i dettagli e il conto delle vittime è impreciso, si sa che i morti sono tanti e diventeranno sempre di più.
Si scava dappertutto, con le ruspe dove non c'è più speranza, con le mani e i picconi dove si intuisce un lamento, il presagio di una vita non ancora spezzata. Si scava nei paesi dove la terra ha tremato, fra le case ancora irriconoscibili, ma che hanno finito per assomigliarsi, livellate dai detriti, soffocate nell'abbraccio mortale delle macerie che hanno inghiottito in pochi secondi la paura e la morte. Si scava dove non c'è più il segno delle strade, dove un tempo erano case e famiglie e paesi e quartieri, dove era la gente del Friuli, prima di imparare a conoscerla nella sua disperazione silenziosa. Si scava senza tregua e ognuno di questi uomini, vigili affluiti dalle zone risparmiate dal sisma e da reparti ancora più lontani, ognuno di questi uomini diventerà dapprima spettatore e poi protagonista di 100 drammi, brevi storie intuite fra le rovine, dove era un corpo straziato bianco di polvere, dove era il segno di una casa. Si scava e le ruspe sgombrano le strade per fare spazio, per penetrare un po' più a fondo nel dramma. Erano case e lì un cinema dove la terra ha spento nel buio, senza presagi, le immagini dell'ultimo spettacolo in una sera di maggio.